famosa del caffè. Non a caso il caffè a Marostica. C'è tutta una storia. Wow! Allora, Prospero Alpini era un medico di Marostica che va a studiare, insomma, e a fare il suo servizio, diciamo, in Egitto. Lì scopre le proprietà del caffè e quindi cosa fa? Torna in Italia In e... Italia, precisamente a Venezia, e lui è l'importatore del caffè in Europa. Oh, come mi sarebbe piaciuto essere Prospero Alpini, ma c'ha anche guadagnato? Chi lo sa, può anche essere. Prospero Alpini, l'importatore del caffè in Italia. Allora, questa era la casa, l'apoteca, il posto dove si lavorava, la spezieria di Prospero Alpini, quindi qua il grande botanico parte per andare poi in Egitto e per andare poi in Etiopia e portarci il caffè. Nello spettacolo pare che ci sia una parte anche per me. Senti, allora come la devo fare questa scena? La devo fare tipo commedia dell'arte, esattamente tipo come è, ci sono le Colombina, maschere. una cosa così. Va bene, C'è una ti va bene così? Benissimo. Ti va bene? No, non ti voglio rovinare tutta questa mi cosa. raccomando. È stato bellissimo, ma c'era una comica che faceva schifo. No, vabbè, te Non la vorrei. caverai, te la Va caverai. bene, ok, va bene. Ci vediamo più tardi. Ciao. in piazza. Ciao. Ah, Eleonora. Piacere, Ciao, Chiara. piacere. Eleonora è la famosa donzella contesa per la quale Rinaldo e Vieri si sfidano a scacchi. Allora, Chiara o Eleonora? Chiara, Chiara, però che fa Eleonora? Come ti senti a fare Eleonora? emozionatissima. Ieri sera è andato bene, spero anche stasera. Senti, ma tu chi vuoi sposare? Chi vuoi che vinca? Non si può dire. Non si può dire. E alla fine chissà chi è che ha sposato. Questa è la curiosità. Chi ha sposato Eleonora? Quello che lei amava o l'altro? Infatti al perdente viene data in moglie la zia di Eleonora. Bella pure lei, Mamora. Ma il perdente non perde per niente perché vince la zia, che non è male. Ecco, allora forse quest'idea del biondo e del moro è l'idea dello scacco, degli scacchi bianchi e scacchi neri, no? Allora quest'anno vincono i neri, per ma cui dai. vince la regina nera. Ecco. Sì, fino all'anno scorso vincevano i bianchi. Siamo ritornati alla partita originale di Mirko Vucetic in cui appunto vincevano i neri. Sappiamo che stavolta vinceranno i neri perché ogni anno vengono riproposte delle partite storiche. Questa di quest'anno è detta l'Immortale. La Immortale è stata fatta nel 1895, quindi è una partita in 40 mosse che gli altri anni abbiamo fatto a sempreverde, quest'anno invece si fa la Immortale. Ed è una bella partita. Questa non l'ha mica vista. Mai? E ora non glielo dico perché deve dare il parere dopo. Quando la vede dopo giudica. Va bene. Ok? Grazie, secondo. Prego. Pedina? Araldo, Araldo. quello che riporta a voce alta le mosse. Le mosse, così. Allora, questi sono i due contendenti. Quindi lei è? Sono Rinaldo Tangarano, Rinaldo che Tangarano. io Vieri da Vallonara. Allora, chi è più innamorato di Eleonora? Non si sa, entrambi siamo innamorati di Eleonora e ci sfidiamo in questa sfida a scacchi e che vinca il migliore. Senti, ma forse però c'è uno che è più innamorato dell'altro. Diciamo che nella storia si dice per chi Leonora effettivamente tifa. Teneva. Però lasciamo che lo scopriate poi voi. Ci sono circa 1000 volontari coinvolti nella partita. Un piccolo esercito, ci sono persone addirittura che prendono le ferie per fare la partita a scacchi. No, tu sei in una scenografia come questa, ti viene voglia di dire adesso mi metto in costume. A proposito, c'è un costume per me? Ma non c'è una cosa da guerriero? Da armato non c'è più niente. Paggetto? Questo è il paggio. Un po' caldo il paggio, Senti, questo cos'è? Se la vuole le faccio vedere. Il comico. Cosa vuol dire I bambini, comico? i giocherelloni, giocano, saltano. Beh, potrebbe andare, è abbastanza leggero. Hasla! Sono pronta. Ed ecco a voi lo spettacolo della sfida degli scacchi di Marostica.